Puntata tra lo sport e l'agricoltura, questa di Agricoltura Veneta, che parte dal Ponte di Bassano. Sono con Giorgio Giacomini che in bicicletta inizia un itinerario con i propri compagni. Che cosa fate oggi? Oggi facciamo per la prima volta un percorso che parte da Bassano, che unisce poi Badoere, passando per Galliera Veneta, e con arrivo nel tardo pomeriggio lì a Cima ad Olmo. Noi vogliamo un po' promuovere sia il territorio e sia l'asparago, l'unione di queste tre province alla fine. Questo è il primo tour dell'asparago veneto ed è, diciamo, una sorta di test pilota. E allora adesso noi vi facciamo partire perché ci rivedremo a Galliera Veneta. Giorgio Giacomini, buon viaggio. Grazie, a dopo. Assessore Scotton, cosa fa? Fotografa gli asparagi? Sì, perché questo potrebbe diventare veramente l'emblema della nostra città. Ma per Bassano, che cos'è l'asparago? L'asparago è la bassanesità, perché è il grande prodotto della nostra città. Inizia questo primo tour veneto, che significa mettere insieme l'asparago di Bassano con quello di Badoere e quello di Cima ad Olmo, un passaggio importante. Beh, abbiamo già iniziato lo scorso anno con un gemellaggio fra consorzi proprio per valorizzare questo prodotto tipico della nostra regione. L'asparago di Bassano, l'asparago di Badoere, l'asparago di Cima ad Olmo hanno sempre corso, mettiamola così, da soli. Adesso cominciate a correre insieme. Gli ultimi anni, grazie forse anche a un rinnovo generazionale, abbiamo sempre cercato di collaborare. Noi non ci sentiamo i concorrenti, nel senso, perché ognuno ha un valore aggiunto, un proprio asparago, una propria storia, quindi assolutamente c'è solo da darci una mano. Presidente Carlesso, sono importanti al blocco in questa operazione dell'asparago veneto? Beh, assolutamente sì, anche perché il percorso è stato studiato in maniera particolare con la collaborazione delle nostre Proloco. Fortunatamente torniamo a guardare i nostri prodotti tipici. Ci sono anche dei prodotti d'eco. I prodotti d'eco con denominazione comunale sono quei prodotti di eccellenza che le Proloco stanno facendo riscoprire alla collettività. Grazie Presidente, adesso noi ci vediamo i titoli e poi andiamo a Galliera Veneta. Da Bassano a Cima ad Olmo, passando per Badoere, grazie alle Proloco, ho effettuato il primo test per un tour cicloturistico sulle terre dell'asparago che, dopo anni di campanilismi, ora puntano ad unire le forze. È Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, il commissario straordinario di governo per l'emergenza idrica nazionale. A indicarlo il ministro dell'Agricoltura, in accordo con Luca Zaia, che gli ha già delegato il coordinamento per il Veneto di tutte le attività per risparmiare acqua. La pianta dell'airone, che molti conoscono come infestante, è in realtà un'essenza preziosa. Dal nostro Renzo Gatto i suggerimenti per il suo utilizzo in tavola, per curarsi, ma anche per avere l'alito fresco. Ha delle bratee che sembrano tanti pezzettini di tela bianca che si muovono col vento. È l'albero dei fazzoletti, robusto ma poco diffuso, che il nostro Adriano Favaretto ci propone per personalizzare i giardini. È un esemplare domestico che non esiste in natura, è il furetto che molti adottano come animale da compagnia. In questa puntata di Zampettando, dalla scelta alla gestione, tutti i consigli dell'esperta Barbara Minarelli. Acqua, frutta, mais che non c'è, frumento ma anche prosecco e orsi. Tutte le anticipazioni di maggio nel consueto appuntamento di inizio mese con il pronostico di Morgana, la fattucchiera del Sile. Ed eccoci in arrivo al Villa Imperiale di Galliera Veneta. Giorgio, allora, com'è andato questo primo passaggio? Bene, dai, un po' di pioggia, ma niente di che, dai. Ecco, questa tratta che strada avete fatto di fatto? Abbiamo fatto tutte prevalentemente ciclabili, anche lungo a qualche piccolo tratto di un fiume. Molto belle perché lì non ci sono auto, solo gente che va a piedi, va in bici, ma molto belle. Insomma, un tour studiato perché sia un tour poi da ripetere anche come cicloturismo. Sì, sia in bici che anche a piedi e in sicurezza. E Carlo Rigo è il presidente della Proloco qui a Galliera Veneta. Presidente, ma cosa c'entra Galliera Veneta con gli asparagi? Galliera Veneta ha produttori di asparagi, purtroppo non sono all'interno del circuito dei consorzi certificati. Quindi voi appartenete a questo
tour Veneto dell'Asparago. Parliamo di questa Villa Imperiale. La Villa Imperiale è perché era appartenuta a Marianna di Savoia. Il parco è di proprietà comunale, 6,5 ettari di territorio, tra laghetti, collinette e tutto quanto, certamente da vedere, da passare una bella giornata. Noi facciamo sempre, grigliate qua. Oggi facciamo l'Asparago. Galliera Veneta è con voi con la Via degli Asparagi. Per noi un tour come questo è linfa vitale. Questo comune è sicuramente aperto a tutte le iniziative del merito culturale per quello che è anche la tutela dei prodotti veneti. Giorgio, adesso? Bene, adesso ripartiamo dopo una breve sosta che ci hanno preparato qui a Galliera Veneta. Un passaggio per il centro di Castelfranco Veneto e con poi una sosta a Badoere. Grazie, allora adesso noi ci vediamo invece alle notizie. È Nicola Dell'Acqua, il commissario straordinario di governo per l'emergenza idrica nazionale. La nomina da parte del governo Meloni per il direttore di Veneto Agricoltura, già numero 1 di ARPA Veneto. A suggerirlo, secondo fonti di governo, sarebbe stato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il placet di tutti gli altri colleghi e del governatore veneto Luca Zaia, che gli aveva anche delegato da commissario siccità regionale il coordinamento della gestione di tutte le attività legate all'emergenza acqua. Dopo una prima ondata, 10 anni fa, pare stia tornando di moda anche in Veneto la coltivazione e il consumo delle bacche di goji, una pianta proveniente dalla Mongolia con quantità elevatissime di antiossidanti, che dopo un periodo di oblio starebbe tornando sul mercato, complice una diversa gestione della piantumazione e dei costi di gestione e raccolta che avevano causato l'abbandono della coltura da parte di diverse aziende agricole. Riconosciuto ufficialmente il primo fondo per tutelare il reddito dei bieticoltori nazionali che fanno capo a Coprobi. Con l'inflazione che corre, il cambiamento climatico e le emergenze fitosanitarie, molte aziende bieticole venete, oltre che italiane, devono ristrutturarsi per riuscire a tutelare la propria attività. Da qui il Fondo settoriale per la stabilizzazione del reddito, dedicato alle aziende del mondo bieticolo saccarifero che fanno capo a Italia Zuccheri e, ricordiamo, utilizzano gli unici 2 zuccherifici attivi in territorio italiano, ovvero quello di Manerbio a Mantova e Pontelongo in provincia di Padova. E come vedete ci siamo spostati in una delle porte qui a Castelfranco in questo tour dedicato alle biciclette, ma dedicato soprattutto all'asparago veneto e ai 3 asparagi Badoere, Bassano e Cimadolmo. Com'è andata? Il tempo è clemente, il percorso è bellissimo. E adesso, appena che usciamo qui da Castelfranco, direzione Badoere. Difficoltà in alcuni tratti per chi è proprio amante della bicicletta? Ma no, difficoltà particolari non ci sono. Il percorso è tutto pianeggiante, l'importante è cercare sempre le ciclabili. Qualche tratto purtroppo non ci sono, ma basta mantenere la destra e rispettare un po' il traffico. Ecco, nel tour che voi state facendo state proprio testando proprio questo? Sì, stiamo verificando per mettere sempre in sicurezza prima di tutto sia i ciclisti o chi va a piedi, le camminate. Avanti, buon viaggio! Grazie. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e dopodiché riprenderemo questo tour dedicato all'asparago, ai 3 asparagi, ma soprattutto dedicato al nostro territorio, dalla rotonda di Badoere.